Perché un convegno di celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia a Montagnana? E perché no? È stata del Circolo PD l'idea di unire l'Unità d'Italia a Montagnana, conglobandoli e mischiandoli assieme in un unicum dal titolo I 150 anni di Unità d'Italia tra globalizzazione, culture locali, federalismo e futuro della città. Un unicum che non significa certo pastrocchio, ma che delinea ed entra nel merito dei problemi e delle aspirazioni di una città, Montagnana, nell'ambito della globalizzazione. E dunque sentirsi italiani conta più che mai adesso. Abbiamo chiesto a Umberto Zerbinato, coordinatore del Circolo PD della città murata, perché ha organizzato questo convegno e cosa si aspetta da questo incontro, oltre a presentare le basi programmatiche sulle quali costruire una lista. Perché ho organizzato questo convegno? C'è un grande bisogno di parlare di Italia e dell'unità d'Italia in questi tempi in cui questo tema è un po' bistrattato, e abbiamo cercato di farlo non guardando al passato ma guardando al presente e al futuro. Parleremo specificatamente anche di Montagnana, quindi il progetto che ha il Partito Democratico e il Circolo di Montagnana per la nostra città. Quando siamo partiti per cercare di fare campagna elettorale abbiamo lasciato da parte i partiti e le ideologie, abbiamo cercato di proporci come persone. Stiamo dialogando con tutte le forze politiche proprio in quest'ottica, nell'ottica di costruire una lista civica che abbia a cuore il bene di Montagnana e dei suoi cittadini. A salutare gli ospiti c'era il sindaco di Montagnana, Giuseppe Mossa. Forse un preludio ad un'intesa tra PD e PDL? Lo deciderà l'assemblea dei soci convocata tra una ventina di giorni circa. Zerbinato è riuscito a coinvolgere in questo convegno due pezzi grossi, quali il direttore del Mattino di Padova, Omar Monastier, e il sindaco di Padova, Flavio Zanonato. Monastier aveva il compito, piuttosto intrigante, di addentrarsi nell'argomento dell'unità d'Italia nel paese dei campanili. Lo abbiamo intervistato proprio su questo argomento, con coda sull'avanzante federalismo fiscale. Siamo ancora a livello di campanili, medioevo? Siamo sempre rimasti a livello dei campanili, è sempre stata il nostro piccolo orgoglio, che in certi casi è diventato anche un limite, come mi pare si stia dimostrando in questo periodo. Dipende da questo anche dal nostro scarso senso civico? No, dipende forse dal fatto che non è mai stata fondata una vera unità nazionale, e poi il Veneto in particolare ha una lunga tradizione di contrapposizione fra città. È a favore del federalismo come impostato dalla Lega? Ma vorrei capirlo prima, ho la sensazione di non averlo ben compreso, e credo come me anche molti milioni di italiani, primi fra tutti molti sindaci di molte città, che non hanno ben capito qual è il loro vantaggio da questo sistema federale. Non si può essere a favore o contro un progetto se non lo si vede ben delineato, ben definito. Mi pare che la confusione sia al momento ancora massima. Sui meccanismi del federalismo si è invece espresso il sindaco di Padova, Flavio Zanonato. Non crede nel federalismo della Lega? Che problemi ci sono? Il federalismo della Lega è pura propaganda, dentro non c'è niente, nessuno parla mai dei contenuti delle leggi, tutti parliamo soltanto dei principi per cui è giusto fare delle leggi. Allora il federalismo è una cosa giusta e la condivido profondamente. Il federalismo che ci viene proposto non è niente, in pratica è il cambio di nome all'ICI seconda casa. Basta, non c'è altro, ed è una cosa incredibile che un partito che si è dichiarato federalista oggi in realtà proponga una legge fortemente centralista, perché tutto viene deciso da Roma, cioè dal governo l'aliquota, viene deciso il meccanismo dei trasferimenti e i comuni avranno sempre meno risorse a disposizione per andare incontro ai bisogni dei loro cittadini. Quindi parlano di federalismo, fanno l'esatto contrario. Insomma, le conclusioni da trarre da questo convegno contengono forti perplessità sulla legge del federalismo fiscale della Lega Nord, e non di tipo ideologico.